Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay, 19 marzo in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Partiamo con la Serie A, con questa sconfitta del Crotone contro la Roma in casa. Infatti i giallorossi hanno battuto la squadra di Zenga per 2-0. Per quanto riguarda la Serie C, invece, ha pareggiato il Rende in casa contro la Juve Stabia, mentre hanno perso la Regina a Catania e il Catanzaro ad Andria. Stasera ci sarà il posticipo alle ore 20 al San Vito Marulla tra Cosenza e Lecce, di cui parleremo tra pochissimo. Vado subito a presentare gli ospiti di oggi. Franco, coordinatore della trasmissione. Buon pomeriggio a tutti. Facciamo gli auguri ovviamente a tutti i papà, perché oggi è la festa del papà, e a tutti Giuseppe, Giuseppina, eccetera. Poi partiamo subito con Davide Franceschello da Teleterronia. Buongiorno e grazie dell'invito. Poi per il Rendecalcio il direttore generale Giovanni Ciardullo. Buon pomeriggio. E il nostro amico ed opinionista Aldo Cennamo. Salve, buongiorno a tutti. Allora Franco, partiamo subito da questa Serie A. Questa Serie A che ha visto, questa sconfitta del Crotone, ha visto complicarsi quella che è la scia che deve seguire il Crotone per raggiungere la quota salvezza, in quanto oggi si trova terzultimo in classifica, sempre a 24 punti. Una sconfitta che forse era stata annunciata, quella contro la Roma, ma il Crotone, voglio dire, tutto sommato ha disputato una buona partita, ha avuto anche delle buone palle gol, Alisson da una parte, poi magari l'imprecisione di Trotta e di Storia hanno fatto sì che poi la gara appunto prendesse una determinata strada, quella a favore dei giallorossi di Eusebio De Francesco. Dicevo, non sono queste le partite nelle quali il Crotone deve cercare di prendere punti, ma sono quelle che purtroppo ha perso, e qui l'ho sottolineato più volte nella nostra trasmissione, gli scontri diretti contro Benevento e Spal. Comunque per come gioca, per come sta giocando e per come penso poi giocherà anche in futuro, la squadra di Zenga sicuramente, ce lo auguriamo tutti, si tirerà fuori da questa situazione, considerato che la Spal ha pareggiato con la Juventus per 0-0, considerato anche le sconfitte di Verona e Chievo. L'unico che ha fatto un balzo in avanti è stato il Cagliari, che ha vinto per 2-1 a Benevento. È una lotta durissima, però io penso, sono convinto e mi auguro da buon calabrese che poi il Crotone alla fine ce la possa fare. Silvia. Davide, allora Crotone 24 punti, viene superato in classifica dalla Spal che va a 25. Al penultimo posto troviamo il Verona, con il Crotone a 2 punti sul Verona, quindi Verona 22, Crotone 24, Spal 25. Sicuramente c'è bagarre lì sotto. Dobbiamo ricordare pure l'esploit del Sassuolo, che dopo 3 punti in 8 partite è andata a vincere ad Udine e quindi ha fatto un passo in avanti in classifica, distaccando lo stesso Crotone. Sono d'accordo con quello che dice Franco, perché ho avuto modo di vedere in parte la partita di Crotone e ha avuto delle occasioni clamorose, anche solo davanti al portiere, quindi poteva quantomeno ridurre, se non pareggiare la partita con la Roma. D'altronde non sono queste le partite in cui il Crotone deve fare punti, gli scontri diretti con squadre nettamente alla sua portata, perché come diceva prima Silvia, Verona, Spal, Chievo e Sassuolo non sono sicuramente squadroni di Serie A, e quindi potrà giocarsela molto bene. Ho visto il calendario del Crotone, è leggermente più difficile di quello delle dirette concorrenti, però diciamo che Zenga ha portato un bel gioco a Crotone e potrà, anche con lo stesso Benali, insomma giocatori importanti per quella zona di classifica, potrà cercare di recuperare questo terreno perduto.
Direttore, non so se ha visto la gara, comunque c'è stata prima la rete sul fine del primo tempo di El Shaarawy e poi nella ripresa di Nainggolan. Probabilmente il Crotone non è mai riuscito realmente ad entrare in partita. Come diceva prima Davide, appunto, il calendario non aiuta il Crotone perché adesso andrà a Firenze e poi dovrà recuperare la partita con il Torino, quindi ci sarà prima Fiorentina-Crotone e poi Torino-Crotone, 2 impegni molto insomma, difficili. Sì, sono 2 impegni difficili. Sinceramente io ieri non ho visto la gara ed è anche vero che quello che si diceva prima probabilmente non è con la Roma che magari il Crotone potesse ottenere punti, era difficile insomma, e saranno anche queste 2 a venire partite difficili. Francamente è una lotta serrata e il Crotone secondo me ha le stesse chance delle altre squadre con cui lotta per la permanenza. Però concordo con quello che si diceva prima, il calendario forse in questo non aiuta, perché insomma, ci sono degli impegni per il Crotone che a mio avviso anche proprio quelli prossimi saranno decisivi. Aldo? Hanno detto bene sia Francesco che... perché è una situazione... Il Crotone ha sbagliato 3 partite secondo me, soprattutto 2. Quella con il Benevento e quella con la Spal in casa, due dirette concorrenti. In quell'occasione il Crotone purtroppo è imbattato in 2 sconfitte e non è riuscita più. Poi aveva fatto 4-1 in casa con la Sampdoria e si pensava che questo risultato potesse metterla a suo agio anche con la Roma, anche se era una partita molto ma molto difficile. Io non so se adesso la sosta sia una cosa favorevole o meno al Crotone, questo non lo so. Certo che avere 2 scontri così difficili con la Fiorentina che ieri a Torino all'ultimo minuto ha vinto 2-1 e poi col Torino stesso che si trova con Mazzarri che è anche contestato, ieri c'è stata una contestazione, cioè, queste 2 partite potrebbero per il Crotone essere un buon incentivo per fare almeno 2 punti e portarsi lì e stare a ridosso della Spal. Io sono juventino, ho visto la Spal giocare contro la Juventus, onestamente la Spal ha giocato benissimo, ha meritato anche il pareggio, la vedo più in palla rispetto al Crotone, però nel calcio non si può dire mai. Mi auguro che il Crotone riesca a salvarsi, sarà una lotta fino all'ultima partita secondo me. Benissimo. Bene, allora passiamo alla Serie C, andiamo a vedere cosa è successo nel girone C appunto, andiamo a dare lettura dei risultati. Sì, arrivano dalla regia. Allora, Sicula Leonzio batte Agragas per 2-0, Casertana Fondi si giocherà questa sera alle 20:45, Catania Regina 2-1, Cosenza Lecce si giocherà stasera alle ore 20 al San Vito Marulla, Andria Catanzaro 2-1, Monopoli Paganese 1-1, Rende Juve Stabia 1-1, Trapani Bisceglie 2-2, Francavilla Siracusa 0-0, riposava il Matera. Sì. C'è una telefonata? Sì, benissimo, allora, pronto? Pronto? Allora, ringraziamo il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera per essere intervenuto oggi qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, direttore, stasera ci sarà questa importante partita, forse la più importante della giornata, appunto Cosenza Lecce, alle ore 20 allo stadio San Vito Marulla. Facciamo un po' una presentazione di quella che sarà la gara. Beh, si affrontano 2 squadre che una è prima in classifica, l'altra che viene, la nostra che viene dall'eliminazione in semifinale di Coppa, eliminazione immeritata a mio avviso per quello che abbiamo espresso sul campo. Sarà una partita con tante potenzialità in campo, quindi una partita secondo me equilibrata, però con un risultato insomma tutto da definire. Franco. Sì, direttore Franco Segreto, grazie, buon pomeriggio. Ciao. Allora, direttore, come ci arriva il Cosenza? La stessa domanda io l'ho fatta a Roberto Chiuzzi che
per 3 gare dovrà sostituire lo squalificato Braglia in panchina, e Occhiuzzi ha detto: è uscito fuori contro la Viterbese lo spirito di gruppo, si è vinto per 2-1, però poi è passata la squadra laziale. Dice: con lo stesso spirito che noi andremo poi ad affrontare praticamente il Lecce. Ha detto che Dermachi è un'assenza importante, però chi giocherà al suo posto sicuramente non lo farà rimpiangere. Che gara sarà, e se Stefano Trinchera condivide quello che ha detto Roberto Chiuzzi alla vigilia. Grazie. Sì, Franco, intanto condivido quello che dice mister Chiuzzi, sarà una partita tosta per tutte e due le squadre, non ci saranno favori del pronostico, anche se poi il Lecce, i numeri dicono che è prima in classifica ed è la squadra da battere, però noi ecco, i grandi incontri non li abbiamo mai steccati, lo abbiamo dimostrato anche a Lecce, l'abbiamo dimostrato giocando anche con le migliori, avendola meglio col Catania, col Trapani, quindi è un potenziale che se viene espresso al 100%, questa è una squadra che ci può dare grandi soddisfazioni. E Davide Franceschiello. Direttore, buonasera. Ciao. Noi domani con il Corriere Sportivo usciremo con un titolo tutto per tutto, perché penso che ormai questo campionato pesta la Coppa, come dicevi giustamente tu, immeritatamente, perché insomma all'andata non meritavamo quella sconfitta così netta. Penso che questo resto del campionato debba essere affrontato con un po' di coraggio in più, di spavalderia, per cercare di vincere questa partita. Forse però, tranne stasera, non so se sei d'accordo con me, perché ipotizzando che il Lecce venga qui per cercare di vincere la partita, perché sente il fiato sul collo del Catania, forse oggi dovremmo fare una partita più accorta. Sì, chiaramente il Lecce ha l'obbligo di vincere per mantenere questo distacco dal Catania, però sa pure di avere di fronte una squadra che sia in campionato che in Coppa gli ha dato grande filo da torcere. Per noi è l'occasione poi ovviamente di riprenderci e di riscattarci per l'eliminazione in Coppa. Adesso ci rimane il campionato, fare alla meglio queste ultime 9 partite e arrivare ai playoff con la testa e con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo, perché ripeto, questa è una squadra, ma non lo dico perché sono di parte o per premiare il mio lavoro, ma questa è una squadra che quando è al 100% insomma è un'ottima squadra. Aldo Cennamo. Direttore, buonasera. Io vorrei partire proprio dalla partita di Lecce, quando il Cosenza ha giocato a Lecce in Coppa Italia e ha vinto la partita. È stata una partita stupenda, spettacolare, il Cosenza ha fatto vedere veramente di essere una grandissima squadra, mostrando un grandissimo gioco. Quello che le chiedo è questo: come mai poi ha perso il filo d'Arianna? Perché poi da quella partita in poi il Cosenza ha fatto disastri, non ha più vinto una partita, abbiamo perso quel discorso ed è stato un peccato. Oggi ci troviamo non in classifica. Non sarebbe il caso di ripetere quella partita stasera e pensare di portare i 3 punti a casa? Sì, noi infatti abbiamo lavorato più sotto l'aspetto psicologico, soprattutto il mister ha ribadito il concetto che quando noi quando ci mettiamo con l'atteggiamento giusto possiamo vincere con chiunque, e poi è spiegabile, magari questo è successo anche inconsciamente dopo aver fatto 14 risultati utili positivi consecutivi, è spiegabile che poi dopo c'è stata quella flessione, anche se io, a dirla tutta, analizzando le prestazioni, abbiamo pareggiato in casa contro la Regina con l'unico tiro in porta fatto col gol della domenica, abbiamo pareggiato in casa col Siracusa quando il Siracusa non ha superato la metà campo, abbiamo pareggiato a Catania quando sul 2-0 probabilmente meritavamo anche di vincere. Cioè, io se guardo i numeri e come dici tu, la flessione c'è stata, ma se guardo le prestazioni probabilmente abbiamo meritato di perdere soltanto con la Casertana, questo è un peccato. Bene, direttore, allora le ringraziamo di essere intervenuto in trasmissione e vabbè, in bocca al lupo per stasera e grazie mille. Buona serata. Allora Silvia, dopo aver ascoltato il direttore sportivo Stefano Trinchera, è giusto ascoltare anche la presentazione che ha fatto della gara l'allenatore del Lecce Liverani. Vediamo che dice Liverani. Sarà una partita tosta, con una squadra che concede poco, con giocatori che
lottano, insomma organizzati, è una squadra che concede poco il Cosenza, quindi sicuramente non sarà una partita facile, lo sappiamo, l'abbiamo già incontrati 2 volte e sono sempre state partite, diciamo, difficili, poco spettacolari e molto tattiche, quindi credo che rimarrà sulla falsariga di quelle che già abbiamo visto. Il campo poi che ho visto anche nella semifinale di ritorno con la Viterbese non credo che aiuti molto per poter fare una partita, diciamo, bella sotto il profilo della qualità, però sarà una partita tosta, una battaglia calcistica, quindi dobbiamo essere preparati a fare quel tipo di partita, diciamo un po' sulla falsariga di Rende. Questa sarà un po' la partita che ci aspetterà domani. Io del Cosenza ho massimo rispetto perché è una squadra che ha fatto un mercato importante a gennaio, è una squadra compatta, fisica e gioca moltissimo chiudendo spazi e ripartendo, ha dei giocatori molto bravi in fase difensiva e danno gamba quando ripartono, quindi è una partita da tenere con massima attenzione, ma noi per esperienza, per mentalità cerchiamo sempre di trasmettere grande rispetto e grande umiltà in tutte le partite che facciamo. Poi c'è quella squadra un po' più qualitativa, quella squadra un pochino meno, ma la partita e l'approccio cerchiamo di mantenerlo alto per tutte le squadre, perché abbiamo visto che in questo campionato poi le insidie vengono da tutti i campi e da tutte le squadre. Bene, allora prima di commentare le parole del DS del Cosenza e del tecnico del Lecce andiamo a dare lettura della classifica. Allora, Lecce in testa a 60 punti, segue il Catania 56, Trapani 54, Matera 44, Juve Stabia, Siracusa e Rende 43, Monopoli 42, Cosenza 37, Bisceglie 36, Sicula Leonzio e Francavilla 35 punti, Casertana 33, Catanzaro 31, Reggina 29, Paganese 28, Fidelistandria 27, Fondi 26, Agragas 11 punti. Allora, come abbiamo potuto vedere, nella parte bassa si è molto accorciata il divario tra le concorrenti alla lotta salvezza, mentre in alto il Lecce giocherà stasera, il Catania ha vinto, mentre c'è stato il passo falso del Trapani che ha pareggiato in casa contro il Bisceglie. Allora, Franco, che vogliamo dire? Sono stati dei risultati, bene o male, ci sono stati molti pareggi, tranne questo blitz esterno della Sicula Leonzio, sì, ma contro l'Agragas che ormai, se vogliamo, è giusto lì ferma. Ai titoli di coda. È già andata, diciamo così, ai titoli di coda. No, hai detto tutto tu, nel senso che tanti pareggi, si è mosso pochissimo la classifica in alto, se non per questa vittoria del Catania, che poi vedremo gli highlights, contro la Reggina per 2-1 con una doppietta di Curiale e la Ezza ha segnato poi per la Reggina nei minuti finali. È un campionato interessante, è un campionato in cui praticamente il Lecce lo sta facendo da padrona, la lepre in questo momento, lo è da un po' di tempo a questa parte, e c'è questo Catania che rincorre, bisognerà vedere poi, al di là del risultato di questa sera, da qui a qualche settimana come saranno messe le due squadre, appunto, come saranno posizionate in classifica generale. Non si è mosso nulla, tant'è che il Matera, nonostante avesse riposato, praticamente è rimasto lì a 44 punti, un punto per il Siracusa, un punto per il Rende, quindi che sale a 43 proprio appaiato il Siracusa. Cosenza, vedremo questa sera contro il Lecce quello che succederà, comunque ho visto i numeri in questo momento, 37, se dovesse vincere arriverebbe a 40, sempre nono, comunque lì nella classifica generale, un pari a 38, sempre no, un'eventuale sconfitta, facciamo i dovuti scongiuri, resterebbe sempre al nono posto in classifica generale. Io dico che ci vorrà ancora un mesetto per lo sprint finale, per questo campionato che vede il Lecce di Liverani e di Meluso posizionati dall'alto a guardare un po' quello che succede dietro, ma io penso che il Lecce abbia le carte in regola appunto per un finale di campionato interessante, perché guardando la sua rosa, insomma, ho visto gente
veramente interessante, tant'è che questa sera Saraniti ha un posto assicurato in attacco, però se vai a vedere chi Liverani dovrà scegliere per quanto riguarda il partner, allora abbiamo il Torromino, abbiamo Di Piazza, abbiamo Caturano, signori miei, e con un centrocampo come Armellino, Arrigoni e Mancoso, io dico che questo è un centrocampo che sicuramente potrebbe militare nella serie superiore, quindi in Serie B. Mi auguro che sia una bella partita e mi auguro che l'arbitro faccia per intero il proprio dovere, naturalmente super partes, così come chiede il Lecce di Meluso, così come chiede praticamente la società del Cosenza Calcio, appunto della società rossoblu, sperando che insomma tutto sommato sia una bella serata. Silvia. Davide, allora, ci sono tutti i presupposti perché possa essere una bellissima serata di sport. Guarda che ti interrompono, che c'è la pubblicità. Davide dopo. C'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. Allora, stavo chiedendo a Davide Franceschiello e abbiamo ascoltato le parole di Stefano Trinchera e quelle di Liverani. Tutto, insomma, lascia presagire a una partita affrontata a viso aperto da entrambe le squadre. Unico neo che ormai sta diventando un tormentone è il terreno di gioco dello Stadio San Vito Marulla. Ormai un motivo di discussione di tutti gli allenatori che vengono ancora sto stadio, madonna. Ormai è diventata una scusante per tutti. Per tutti gli allenatori. C'è una parte, la parte verso la curva Bergamini che è in buono stato. Adesso non lo so con la pioggia di stanotte, tutto oggi è piovuto, però di solito il drenaggio del San Vito Marulla ha sempre detto bene. Io girerei piuttosto invece si sono un po' buttati con le mani avanti i due sia Trinchera sia Liverani su questa partita, perché sicuramente è una partita importante per tutte e due le formazioni. Il Lecce sente, come dicevamo prima, il fiato sul collo del Catania perché ormai ha 4 punti, insomma, poi quindi è lì il discorso, tutto il campionato è lì, quindi un'eventuale sconfitta del Lecce a Cosenza rimetterebbe in gioco completamente il campionato. Dall'altra parte il Cosenza sente il fiato sul collo delle squadre che stanno risalendo, come diceva giustamente anche tu, come dicevi giustamente tu, e quindi c'è da fare il risultato. Non vorrei che poi alla fine il pareggio andasse bene per tutte e due, ma questo lo dico per una questione di spettacolo, anche se insomma in Serie C di spettacolo se ne vede ben poco, ormai le partite si giocano tutte al centrocampo e occasioni da rete se ne vedono pochissimo. Ritornando poi su quella che era la domanda che facevo a Trinchera, e non ha risposto pienamente a quello che gli dicevo io, insomma, secondo me questa è una partita in cui il Lecce tiene più a fare punti del Cosenza e quindi noi potremmo aspettarle e attenderle con il nostro 3-5-2 e poi andare in ripartenza e non andare alla garibaldina con il 3-4-3 come abbiamo fatto con la Viterbese, perché secondo me potrebbe essere deleterio con la prima in classifica. Sì. Probabili formazioni, chi ti aspetti in attacco? Ma più che chi mi aspetto io gli darei una possibilità a Perez in campo con Tutino, che da una statistica che ho pubblicato pure io stesso, ogni volta che c'è Tutino in campo il Cosenza ha vinto. Lui era presente nelle 6 vittorie consecutive di campionato, 5 di campionato e 1 di Coppa, è stato presente nella vittoria con la Viterbese. E quindi auspico che in questo 3-5-2 ipotizzato da me, ma naturalmente con tutti i benefici dell'inventario, a fianco e dietro, insomma, a giocare da seconda punta, il rifornimento a Perez ci sia Tutino. Poi il centrocampo un po' condizionato dalle assenze di Loviso, eccetera eccetera. Ho visto Palmero un po' affaticato, la squadra è affaticata, questo bisogna dirlo. A proposito di Loviso, sì, c'è stato un infortunio abbastanza importante, un intervento, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a Massimo Loviso, insomma è un rientro in campo nel più breve tempo possibile. Volevo aggiungere che è qui presente il direttore generale del Rende Calcio Giovanni Ciardullo. Ho letto anche la nota del Rende Calcio che praticamente
nei giorni scorsi ha fatto un in bocca al lupo, gli auguri di pronta guarigione, quindi un'iniziativa, voglio dire, nobile, tra virgolette. Gliela estendo di persona a nome del Rende, l'abbiamo fatto pubblicamente, era una cosa necessaria, dovuta. Vero. Insomma, di fronte a questo è bene che si rimetta subito a posto. Giusto. Direttore, allora, Liverani faceva riferimento alla gara con il Rende, perché poi il Lecce è già stato in casa del Rende, si aspetta più o meno la stessa gara. Secondo me faceva riferimento al fatto, a come loro hanno affrontato la gara da noi, nel senso che credo in quella situazione abbiano anche opportunisticamente, insomma, messo da parte la superiorità tecnica che evidentemente col Rende c'era, adeguandosi un po' a uno spirito battagliero che aveva contraddistinto, insomma, fino ad allora il Rende, e ha vinto secondo me non con merito, ma sfruttando al massimo quello che quello che ha potuto sfruttare, ha vinto così, però i campionati si vincono di esperienza, cioè, non è stato, il Lecce non è stato superiore al Rende assolutamente, però alla fine ha portato via 3 punti al ritorno e se proprio vogliamo dirla tutta, secondo me non doveva vincere nemmeno al Lecce, dove vinse ancora una volta 1-0. Però i campionati, ripeto, poi alla fine si vincono così. Io non sono d'accordissimo sul fatto che a Lecce possa star bene un punto a Cosenza, perché se il Lecce, come mi auguro, non dovesse vincere a Cosenza, si riaprirebbe decisamente il campionato, perché il Catania adesso è lì. E soprattutto una non vittoria potrebbe significare una piccola crisi, perché il Lecce nelle ultime 2 partite ha fatto un punto, non ha segnato in queste ultime 2 partite, non capitava praticamente da tantissimo. Il Lecce deve anche riposare? Il Lecce deve anche riposare, certo, in virtù di questo, insomma, è una partita delicatissima e secondo me il Lecce giocherà per vincere. E poi l'ultima di campionato, se non sbaglio, il Rende va a Catania. Sì. Noi l'ultima partita giocheremo poi a Catania. Il campionato secondo me è ancora aperto. È aperto. Mi ha un po' sorpreso il mezzo passo falso del Trapani ieri, quello sì, nonostante il Bisceglia sia una squadra tra le più in forma in questo momento, però insomma, mi aspettavo un risultato pieno da parte del Trapani, che avrebbe ancora di più reso questa partita del Lecce, insomma, particolarmente impegnativa, importante, proprio perché il fiato sul collo, come si diceva prima, sarebbe stato decisamente di più. Sì, è ovvio che sono queste le 3 squadre che si giocano il primato, e poi vedo un blocco notevole di squadre che si giocheranno i playoff, mentre ne vedo 4 che si giocano i playout, e sono purtroppo anche la Regina, perché sì, Regina, Andria, si è complicata molto la strada. Regina, Andria, Fonte e Paganese sono quelle che giocheranno per l'unico probabilmente playout che ci sarà. In mezzo... Sembra che l'Akragas non molli. Sì, addirittura. C'è una telefonata. Dovremmo avere un'altra telefonata con l'ex direttore generale della Regina Calcio, Martino. Pronto? Vediamo se... Pronto? Il direttore è in linea? Eccomi. Direttore, buonasera. Buonasera a bentornato con noi in trasmissione. Grazie e ben trovato. Allora, direttore, la prima domanda che le faccio è relativa al big match che ci sarà questa sera allo stadio San Vito Marulla tra Cosenza e Lecce. È caduta la linea. Vabbè, ci riproviamo. Ci riproviamo. Allora era rimasto Aldo, vediamo Aldo che dice. Allora Aldo, ti volevo chiedere, il Cosenza non vince dal 21 gennaio in casa contro il Matera. Ho fatto una domanda non a caso a Trinchera. Bravo.
Io ho detto a Trinchiera che la più bella partita che io ho visto del Cosenza l'ho vista Lecce-Cosenza, quando abbiamo vinto abbiamo dato lezione di calcio a Liverani, che poi da quella partita in poi si è innervosito tanto che ha detto peste e corna contro Braglia e contro il Cosenza. Oggi ho sentito adesso alcune, mentre l'ho visto più moderato, sì, ha dimenticato però che in panchina c'è il Cosenza a Braglia, che è un grande allenatore, per cui quello non ci sarà stasera, però non ci sarà, ma è comunque è squalificato. Non è importanza, ma Braglia è un grande allenatore, per cui lui questo lo ha dimenticato. Scusami Aldo. Poi continuo. Eravamo rimasti... Sì, le avevo chiesto della big match di stasera, Cosenza-Lecce. Va bene. Mi dia la sua idea. Allora, buonasera. Buonasera, grazie direttore. Buonasera a tutti voi. È sempre un piacere poter intervenire alla vostra trasmissione. Grazie. Diciamo che è chiaro che il Cosenza gioca contro la prima della classe e conseguentemente sarà una partita ostica, difficile, che comunque non intaccherà l'attuale posizione di classifica del Cosenza. Voglio dire che al 9° posto si trova e qualunque sarà il risultato della gara questa sera, mi pare che al 9° posto resterà. Certo, è una partita che è molto più importante per il Lecce che non per il Cosenza, per quello che ci dicevamo, ma il Cosenza deve tornare a dare continuità ai risultati, deve cercare in tutti i modi di migliorare l'attuale 9° posto, per cui sicuramente cercherà di rendere dura la vita alla capolista. Quindi una partita che io vedo molto abbottonata sul piano tattico da parte dei due allenatori e che probabilmente si potrà decidere su qualche giocata individuale dell'una o dell'altra squadra. Direttore Franco Segreto, buonasera e grazie ancora per essere con noi. Franco, buonasera a voi. Qui sta piovendo a dirotto, sperando che il terreno di gioco è già messo maluccio, sperando che insomma si possa giocare con grande tranquillità e non in un campo, come dire, ridotto a un acquitrino. Volevo chiedere questo, io volevo focalizzare l'attenzione un attimo sul Rende, perché qui da noi c'è il direttore generale Giovanni Giardullo che ieri ha pareggiato per 1-1 contro Rende e contro la Juve Stabia, e poi sulle due squadre calabresi in crisi, la tua ex Regina e il Catanzaro. Partiamo dal Rende. Ma del Rende abbiamo già parlato qualche mesetto fa. È cambiato qualcosa? Avevamo detto che era la vera sorpresa positiva di questo campionato 2017-2018 del Girone C della Serie C. È trascorso un mese e non dobbiamo cambiare opinione. Così era, così è. Bisogna fare i complimenti al Rende, alla Presidente, al vostro ospite e a tutta la squadra del Rende, intendendo per squadra la società, lo staff tecnico. Ho sempre detto che i buoni giocatori fanno vincere le partite, ma la forza e l'intelligenza della società fanno fare i grandi campionati. Così la pensavo, così continuo a pensarla. E quindi onore al Rende. Il Catanzaro, dispiace vedere la città capoluogo della nostra regione che è in difficoltà, se vogliamo, o è in difficoltà forse dall'inizio della stagione. Un campionato di transizione doveva essere, ma non così anonimo per come lo si sta conducendo. Certo, c'è una sicurezza, e l'unica sicurezza che al momento è del Catanzaro è la proprietà. Il presidente Noto è personalità e personaggio a tutti noto, e quindi
sta a significare che il futuro del Catanzaro possa e debba essere sicuramente migliore di quello che non sarà questa stagione. Io credo che la Calabria tutta, una città come Cosenza, una società come il Cosenza e delle altre città, parlavamo prima del Catanzaro e poi aggiungiamoci, se vogliamo, anche Reggio Calabria e la Regina, possano e debbano aspirare nel futuro non più a campionati da nono posto piuttosto che di transizione o peggio ancora di permanenza come quello della Regina. Ma hanno la forza e la capacità e se vogliamo anche la passione popolare per poter e dover ambire a posizioni di primissimo piano. Insomma, una Calabria che debba giocarsi i primissimi posti per tentare la scalata alla Serie B e non più campionati anonimi come li stanno facendo quest'anno. Molto chiaro. Bene, direttore, grazie. La ringraziamo, direttore, grazie, direttore. L'aspettiamo in studio quanto prima. In bocca al lupo e buon proseguimento a voi. Crepi, Grazie, buona serata. grazie. Salve. Allora Aldo, stavi finendo tu. Io ho sentito il nostro maestro, è un maestro, quindi una persona di livello e conosce il calcio, ha fatto una disamina che non si può che essere d'accordo. Giusto. Sulla partita di stasera, quello che mi distingue da Martino è questo, che non sono d'accordo che la partita interessa più il Lecce che il Cosenza. Secondo me la partita stasera per il Cosenza è importantissima. Il Cosenza deve incominciare a sapere che cosa vuole fare da grande. Se il Cosenza stasera dovesse portare a casa i 3 punti, per il Cosenza inizia un altro campionato. Per il Lecce inizia un altro campionato perché si rimette in gioco tutto un meccanismo che poi da qui a qualche settimana lo andremo a sviluppare. È tutta una storia che deve essere ricostruita. Io ho sentito le parole di Liverani, mi ripeto, uno che ha detto alcune cose importanti, probabilmente lui sa che la sua squadra non è in un momento difficile e quindi cerca anche di essere più cauto perché sa che viene ad impattare in un campo dove a Cosenza, il Cosenza ce la metterà tutta, siamo a 3 ore e mezza dalla partita, quindi già comincia ad esserci quell'adrenalina che fa bene, quindi Braglia e Occhiuzzi che sarà in panchina avranno sicuramente fortemente motivato i giocatori. Io credo che sarebbe una bellissima soddisfazione che il Cosenza potrebbe dare questa sera ai suoi tifosi perché da qualche domenica a questa parte mancano i 3 punti, in casa fare i 3 punti con il Lecce sarebbe veramente uno spettacolo da vivere e da continuare a vivere da qui a 10 giornate dalla fine del campionato. Mi farebbe piacere se venisse questa vittoria, se non dovesse venire mi auguro che il Cosenza ce la metta tutta e poi alla fine vedremo quello che succede. Bene, allora passiamo invece in Casarende e andiamo subito a vedere gli highlights di Rende Juve Stabia. Ti commentiamo col nostro direttore. Col direttore. Sì, eccolo là. Era alla vigilia una partita difficile e lo è stata, perché secondo me, ne parlavamo prima con Franco, insomma. Ecco il gol, Qui c'è un gollonzo, lo definirei io, no? Diciamo, Cuomo è bravo a sfruttare. C'è stato uno che ha rimesso al centro, poi un altro che ha svirgolato la palla vagante, ecco qua. è stato bravo perché poi Bianchi alla palla, poi l'altro che tira. Non benissimo, insomma, Uomo bravo. Uomo è bravo a forse il portiere direttore non se l'aspettava. No, tra l'altro Cuomo secondo me mi pare sia proprio di Castellammare, quindi insomma ha fatto uno scherzetto ai compaesani. Ah, ecco. Dicevo di una partita che doveva essere difficile e lo è stata perché secondo me la Juve Stabia ha tutti i mezzi per essere immediatamente dopo le prime 3, forse in questo momento è la squadra anche più in forma. Non a caso non ha subito gol 2 domeniche fa a Lecce, ma è anche vinto a Lecce, è l'unica squadra a farlo. E quindi niente, l'abbiamo affrontata secondo me venendo da un periodo non bellissimo, soprattutto dopo la sconfitta strameritata e bruttissima di Pagani. Abbiamo giocato secondo me alla pari, forse alla fine potevamo anche trarre qualcosa in più. Però va benissimo un pari con una signora squadra dove abbiamo ritrovato, credo,
quegli elementi che ci hanno accompagnato ad essere fino a qualche domenica fa la quarta forza del campionato. Questo è il gol, direttore? Sì, questo è il gol che viene fuori anche da una situazione un po' fortunosa, perché c'è una deviazione sul passaggio, sull'ultimo passaggio qui c'è una deviazione fortuita, insomma, però poi niente. Hanno raccolto secondo me un pari giusto, meritato, insomma. Qui noi poi avremmo potuto rimettere la partita, perché Sansone qui fa tutto bene per poter riportare la squadra in vantaggio, non è andata così. Però ripeto, buon risultato, ottimo risultato. Benissimo. Direttore, dopo Pagani, quindi questo pesante risultato di 3-0, c'è stato insomma un po' di disapprovazione da parte di qualche tifoso, se vogliamo, e poi c'è stata anche una lettera aperta del presidente del Rende, Fabio Coscarella, relativa a dei ritardi nella programmazione per quanto concerne il Marco Lorentzon di rifacimento. Allora, in merito alla prima questione c'è stata qualche voce fuori dal coro di quelli che... Mi pare che poi la lettera aperta del presidente Coscarella, se non ricordo male, chiude proprio con i tifosi, insomma. No, ma non, due righe per i tifosi. La devo interrompere, sì. C'è pubblicità, sì. Quindi mi dispiace, però restate con noi per la terza e ultima parte di Replay. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la terza e ultima parte di Replay. Allora, direttore, sta finendo di parlare. Nel frattempo introduciamo un altro ospite che si è aggiunto a noi per quest'ultima parte, Raffaele De Stefano, responsabile kickboxing di Cosenza. Buonasera, buonasera. E poi ci dirà qualcosina sul kickboxing e anche sulla sua palestra, così cominciamo ad introdurre questo tipo di discorso. Nel frattempo facciamo finire il direttore. No, stavo dicendo che di qualche voce fuori dal coro, insomma, e dico che è talmente straordinario quello che sta facendo il Rende che secondo me non dobbiamo spendere nemmeno una mezza parola sulle voci fuori dal coro, che peraltro non rappresentano assolutamente i tifosi del Rende. Se qualcuno, diciamo, ha problemi personali per cui poi lo stadio diventa un motivo di sfogo, assolutamente fuori luogo per quello che rende questa società, questo presidente, questi straordinari ragazzi stanno facendo, insomma rimane una voce fuori dal coro da ignorare e che non rappresenta, ripeto, il Rende, la tifoseria del Rende, quella vera, non li rappresenta. Davide, volevi fare una domanda al direttore? Una domanda al direttore in riferimento al prossimo appuntamento del Cosenza con la Juve Stabia, perché lui ci parlava molto bene della squadra delle Vespe, siccome ho visto un po' con la formazione, mancava il titolare centravanti Paponi, giocato invece questo Simeri che l'anno scorso ha fatto 21 gol in G2 con il Novara. Che giocatore è? Io lo conosco non per quello che ha fatto a Novara, ma perché era a Rende. Simeri è stato a Rende 3 anni fa, lo prendemmo, veniva da una situazione decisamente non piacevole, critica, da un infortunio serissimo. Lo prendemmo a gennaio e fece 10 gol praticamente nel girone di ritorno. Da allora praticamente si è rilanciato, ha avuto delle offerte importanti e lui è di proprietà del Novara ed ha un triennale con il Novara ed è un giocatore non forte, fortissimo. Ma che caratteristica ha? Allora, intanto è un attaccante che vede la porta. Calcia benissimo, con noi fece 4-5 gol pure su punizione, è destro però calcia anche col sinistro, e poi è un giocatore furbo, scaltro, nell'area ci sa stare, conosce la profondità, ha un fisico non diciamo in termini di centimetri ma di mole importante. Ieri è stato proprio un bello scontro. È un 93, lo consigliamo a Trinchera. È un 93,
È un 93 forte. Vabbè, ma Aldo, volevi chiedere qualcosa? No. Sentire il direttore che deve cercare con il suo garbo di rintuzzare alcune cose, mi sembra veramente strano che una società come il Rende, che è arrivata a questi livelli, che sta dando, è la squadra di cui oggi si parla, perché è una neopromossa che ha raggiunto questo risultato e sta per approdare ai playoff in modo veramente alla grande, con un presidente che sta facendo sforzi enormi, con un allenatore che se ne parla anche in categorie superiori, diciamo le cose come stanno, con uno staff, con tutta gente del posto e del luogo che si è veramente dimostrata all'altezza della situazione professionalmente valida. Sentire qualcuno che si lamenta mi sembra veramente strano, solo perché quando si perde una partita, si può anche perdere una partita 3-0, ma questo non significa che il Rende deve essere oggi mortificato da qualcuno che fuori dal coro si muove e forse si muove per altri scopi. Se qualcuno si muove per altri scopi, è bene che si dicano le cose. No, per completezza bisogna dire che la tifoseria vera del Rende si è talmente dissociata da queste voci e ha fatto bene, che ha fatto anche, secondo me, in modo apprezzabile, ha fatto sentire la vicinanza alla squadra per il tramite una lettera spedita proprio al capitano. C'è stato un incontro proprio per dire che veramente non esistevano motivi di alcun tipo per lagnarsi o comunque per lamentarsi della situazione. Se lo ha fatto qualcuno, ripeto, probabilmente non era lucido. Questo, per chiudere il discorso, sai che cos'è? Io la definisco così. Questo è qualcuno che purtroppo le fa invidia che il Rende è a questi livelli e vorrebbe che il Rende proprio fosse nei bassi fondi della classe per fare critiche, per attaccare, perché così purtroppo è così. Conosciamo i soggetti o il soggetto, per fortuna che è una sparuta minoranza, perché poi al Rende la stragrande maggioranza con i quali parlo. Io sono tifoso del Cosenza, quindi non è che mi posso, però onestamente se io vivo a Rende, io ci parlo dalla mattina alla sera all'edicola da Pasquale e via dicendo, ma veramente non si può che parlare bene. Chi oggi si permette di fare queste che perché soltanto vuole uscire fuori, perché ha altri forse interessi politici, non lo so, ma adesso poi lo vedremo questo. Va bene, sentiamo Trocini o introduciamo saluto l'amico Valente che a Corso Mazzini mi ha fermato stamattina. Vabbè, salutalo per bene, no? L'ho salutato, Valente. Signor Valente, lo salutiamo tutti. Allora, ascoltiamo le parole Andiamo un minutino Trocini e poi Trocini. introduciamo il signor Raffaele. Grazie. Io ho visto molto meglio noi il secondo tempo, è meglio la Juve stabile del primo. Sono stati il primo tempo dove ci hanno pressato forte, non ci facevano giocare, c'erano sempre tre attaccanti loro molto alti sui nostri tre difensori, ci costringevano a buttare palla e abbiamo faticato a fare 4 passaggi di seguito. Secondo tempo dopo il gol, forse anche dal punto di vista della tensione e anche dal punto di vista fisico, loro non potevano continuare a reggere quei ritmi, siamo usciti fuori benissimo, abbiamo fatto secondo me il secondo tempo dopo il gol molto buono, potevamo anche vincere la partita. E di là avevano Strefezza, Canotto, avevano attaccanti che giocavano, Paponi, giocavano Simmeri, giocavano con 4 attaccanti. Giocare con 4 attaccanti di questo calibro, io sono del parere che dobbiamo essere bravi ad imitarli. Avrei potuto farlo, sì, però avremmo anche potuto rischiare qualcosettina. Ho pensato che, visto che stavamo andando bene, di non cambiare nulla dal punto di vista tattico, ma di cambiare solo uomini e mettere qualcuno più fresco. Allora, chiusa la parentesi del Rende, diamo la parola al signor De Stefano, responsabile, come abbiamo detto, kickboxing Cosenza, che ci illustra quella che è, insomma, questa realtà meno conosciuta del calcio, ma comunque importante. Buonasera a tutti. No, niente, la kickboxing sta avendo un'evoluzione veramente notevole, anche se ci sono giustamente istruttori, perché c'è anche gente che la comunica malamente. Comunque lo lasciamo stare. Io dopo 5 anni di assenza sono ritornato perché non avevo il locale, grazie all'amministrazione a Occhiuto mi ha dato il locale a Serraspiga
e ho fatto una bella palestra che già ho raggruppato tutti i miei ragazzi e sono tornato alla grande, quindi ho ragazzi classificati ai campionati italiani. Ultimamente ci sono stati i corsi di pugilato, abbiamo fatto anche il corso di box, già facendolo da prima, avendo già ragazzi che erano campioni italiani, ma affiliandosi con altre società sportive, non avendo il diploma, ho dovuto comunque. Oggi la kickboxing è una realtà abbastanza buona. È seguita. Seguita molto, sia in Calabria, che come a Milano e al sud. Quindi siamo 3 o 4 istruttori qualificati a Cosenza e quindi stiamo portando l'attività abbastanza bene. Quanti iscritti ci sono? Nella mia palestra siamo 80 iscritti, quindi già come ho aperto dopo 5 anni, già ma c'è il nome dal 1989, ho aperto la mia palestra a Cosenza, quindi c'è il nome, quindi automaticamente, anche che dichiaravano tutti quanti che ero finito, sono ritornato di nuovo ad aprire la mia palestra e quindi sono ritornati tutti i miei ragazzi e quindi sto facendo un bel gruppo per mettermi in competizione come una volta con i campionati europei e i campionati del mondo di kickboxing. Ricordiamo la palestra dov'è? Sì. La palestra è sita al centro sociale a Serra Spiga. Sì. Posso chiedere una cosa, signor Raffaele? E visto che lei è ritornato, ha detto dopo 5 anni di inattività, eccetera, si sta mettendo al passo con gli altri sia a livello nazionale che anche a livello europeo. Posso chiedere che cosa c'è in cantiere nell'immediato? Nell'immediato c'è stato il Criterium, che è che sono i campionati italiani. Chi ha la qualificazione a questa gara che si è fatta 2 giorni fa a Rimini, mi sembra, e automaticamente si passa ai campionati europei o mondiali, quelli che si faranno. Quindi la nazionale valuterà le persone che hanno vinto i campionati italiani, ci sarà un collegiale e poi non è che è detto che prendono quelli che hanno vinto. C'è il primo e il secondo posto dei ragazzi che si contendono nella nazionale italiana. Quindi... E un'ultima cosa le voglio chiedere, kickboxing, come diceva Silvia prima, vuole spiegare qual è praticamente l'oggetto di questo sport ai nostri amici che ci seguono a casa? Allora, la kickboxing in 2 parole, 2 parole, esattamente. È nato nel 1970 dei più grandi campioni karateki degli anni 70-80 che ho avuto il piacere di fare lo stage, come Chuck Norris, come Bill Wallace, insomma, gente veramente fortissima. E praticamente cosa hanno fatto? Hanno mischiato calci e pugni, il pugilato con le tecniche di karate, che poi di karate non sono, ha un suo stile, ha una sua tecnica. E allora l'hanno chiamato kickboxing, prima si chiamava karate contact, poi per ragioni politiche sociali c'è stato un casino e l'hanno chiamato kickboxing, calciare e boxare, questo significa. Ci sono anche delle donne? A voglia, c'ho 4 donne che sono terribili, 4 ragazzine. Ci posso pensare allora. Ci vuole pensare Silvia. Silvia ci vuole pensare, ha detto che insomma è uno sport interessante, come no, ci mancherebbe altro. Molta difesa personale, specialmente con queste cose che stanno succedendo. Di questi tempi. C'è molta difesa personale, è stupenda. La kickboxing oggi come oggi ha superato il karate, ha superato il judo. Io vengo dal karate degli anni 70, io adesso ho 52 anni, quindi sono nato col karate, però l'evoluzione, la kickboxing si evolve sempre. Invece il karate è rimasto lì, diciamo. E allora, per chiudere, ecco, la telecamera è sua, si può rivolgere a tutti gli amici che ci seguono in tutta la Calabria, può dire dove si trova la palestra, kickboxing, eventualmente se qualcuno ha interesse può lasciare anche la mia palestra si trova a Serra un numero di telefono, un numero di recapito. Va bene, un numero di telefono 48 39 50 0984 siamo a Serra Spiga, chi vuole venire a provare la kickboxing siamo a disposizione. Grazie. Grazie al signor Raffaele. Silvia è una di quelle che verrà a provare. Okay. Grazie. Se vuole restare qui abbiamo altri 15-20 minuti tranquillamente, può tirare su anche sulle squadre di calcio, non c'è problema. Allora, che facciamo adesso? Andiamo a Catania. Andiamo a Catania. Notte Fonda Regina. Al Massimino. Andiamo a Catania. Benissimo, Catania perché lei è qua. Vabbè, per dire, a lei piace la Sicilia. Io rido perché è bello. A lei piace molto la Sicilia. È stupendo. Eccolo qua, il Catania praticamente solita maglia rosso-azzurra e maglia bianca la Regina. Catania che praticamente ha... Ecco, va in gol immediatamente con Curiale, c'è un cross dalla sinistra e ci sarà una doppietta di Curiale.
2 gol per il giocatore del Catania e poi praticamente Laezza. Diciamo sì, per cortesia i minuti. I minuti sono al quarto del primo Eccolo tempo, qua, al quarto del primo tempo c'è Curiale. un cross dalla sinistra e c'è un colpo di testa involontario di un giocatore della Regina, la palla va sul palo, ne approfitta Curiale che da 1 metro batte il portiere Cucchietti, nulla da fare. Poi la Regina cerca di farsi vedere in avanti con questo colpo di testa di Bianchimano, la palla termina sul fondo. Ancora la Regina cerca una reazione, qui vediamo un tiro dalla lunetta che termina alto, va in curva questa palla. Qua siamo nella ripresa. Qui siamo nella ripresa esattamente, qui dovrebbe esserci l'altro gol. Cross sempre dalla sinistra, non ci arriva il difensore centrale della Regina, arriva Curiale e ribadisce il rete. Mi pare che questo, caro direttore delle rende Ciardullo, mi sembra che la Regina, la difesa sia stata presa proprio, come dire, abbia un po' dormito, diciamo le cose come stanno, perché onestamente... Ecco, se ci fanno vedere il replay, c'è questo drop dalla destra... collo pieno e poi la palla va a un giocatore del Catania che la rimette al centro, il difensore non arriva a respingere la palla che arriva a Curiale, per il quale è un gioco da ragazzi, ribadire in rete. Ancora Catania in avanti e poi arriveremo al gol della Regina e qui c'è un tiro appunto che termina alla destra del portiere e qui dovremmo avere... ancora no, la Regina che cerca una reazione, qui para il portiere del Catania, vediamo, dovremmo essere praticamente alle battute finali. Il gol sarà al 35esimo della ripresa. Al 35esimo, a 10 minuti dal termine, poi ci sarà esattamente il gol della Regina, quindi la gara poi terminerà 2-1. Ancora Catania in avanti, sempre lo stesso schema, sempre dalla sinistra, e qui poteva esserci il terzo gol del Catania, però nessuno è arrivato a ribadire in rete. Sempre siciliani in attacco, qui salta il primo, il secondo, il terzo, però il tiro praticamente è telefonato. Quel gol qua. Ancora Catania in avanti, c'è un calcio di punizione comandato dall'arbitro e qui c'è l'espulsione, sì, c'è un'espulsione della Regina. Possiamo vedere. Doppio fallo, sì. Fallo da via. E questo è il gol di Laezza. Sì, il gol di Laezza sulla destra che praticamente ha riaperto il gioco, però non ce l'ha fatta poi praticamente la Regina a riportarsi in parità. Qui c'è praticamente spizzica di testa Bianchimano, arriva Laezza e la mette dentro. Quindi 2-1 per il qua c'è l'assalto finale. Sì, sì. Il calcio è così. Sì, sì. Parata di Pizzi, possiamo rientrare in studio. Allora, Franco. sì. Allora, prima chiedo a te, notte fonda Regina, cioè la Regina non riesce più a fare punti, è precipitata in una zona di classifica molto pericolosa, sopra la zona rossa. 2 punti sopra la zona rossa, 29 punti, e insomma si mette male. Guarda, io vengo alle parole dell'ex direttore generale, appunto. No, un solo punto sulla Paganese. Un solo punto sulla Paganese? Solo punto. Benissimo, vengo, dicevo, alle parole dell'ex direttore generale della Regina, Gabriele Martino, quando appunto poc'anzi per telefono ha sostenuto che la Calabria avrebbe bisogno, diciamo, di squadre un po' più all'altezza della situazione. Il riferimento era alla Regina in particolare, perché lui è stato in Serie A per tanti anni a fare il direttore sportivo a Reggio Calabria, e il riferimento era anche al Catanzaro e al Cosenza. Detto questo, io ho visto la Regina dietro fragilina, perché non è possibile un cross dalla sinistra, un giocatore che non arriva praticamente a respingere la palla. Col direttore si potrebbe parlare veramente di una squadra un po' disordinata dietro, fragile, perché in effetti poi in avanti... È una squadra molto giovane. Una squadra giovane e adesso purtroppo sta, come dire, sta pagando lo scotto di questa troppa gioventù, se vogliamo, no? Sì. E quindi quando vedo poi quelle occasioni che arrivano da sinistra, principalmente del Catania, e nessuno che anticipa l'avversario a respingere la palla, è chiaro che Curiale è lì a 1 metro e la mette dentro, caro signor Raffaele, o no? E per la Regina adesso praticamente diventa difficile, perché adesso poi ci avrà mercoledì il Francavilla in casa, insomma. Non ha un girone, e bisogna vedere come adesso questi ragazzi reagiranno. Io volevo fare poi un giro con Davide e con tutti gli amici proprio su Regina e Catanzaro. Probabilmente la Regina si è indebolita anche con il passaggio di Porcino,
Cioè, che era un elemento che aveva fatto molto bene nella prima parte del campionato. Sicuramente a gennaio ha perso qualche giocatore importante. De Francesco, Porcino, eccetera. Però sono arrivati anche giocatori a immagine e somiglianza di Agenor Romanizzi, perché li ha voluti lui, espressamente i giocatori. Tipo Armeno, per esempio. Castiglia, insomma, giocatori di grosso temperamento, giocatori adatti alla categoria. Che sicuramente lotteranno per questo campionato. Perdere a Catania per la Regina ci sta. Ma non per il modo in cui è avvenuto, però, onestamente. No, ma forse non ha avuto la fortuna che ha avuto al San Vito col Cosenza, perché ricordiamo che la Regina ha fatto la stessa partita, una partita molto sgorbutica, non ha mai superato il centrocampo né più nemmeno come il Siracusa, però poi ha trovato quel gol con Aziosmanovic sul finale della partita è riuscito a pareggiare la partita. Insomma, secondo me è una squadra che ha le caratteristiche giuste per potersi salvare, poi aspettiamo tempi migliori soprattutto con avversari più alla loro portata. Bene, e le cose non vanno meglio a Catanzaro, dove il cambio di panchina, caro Aldo, non ha fatto molto bene. Catanzaro che ieri ha perso per 2-1, lo ricordiamo. Ma secondo me hanno sbagliato pure il periodo, c'è una traversa. Dimmi. Perché solitamente il cambio dell'allenatore si fa quando c'è una partita più abbordabile, non lo so se... No, ma è un principio. Invece il Catanzaro ha cambiato in prossimità del Trapani. Io mi sono già espresso su Catanzaro. Questo è il primo gol dell'Andria con Lattanzio. Dopo commentiamo perché mi farebbe piacere. Aldo, vediamo i primi gol. Questo è Lattanzio, esatto. Poi ci sarà il pareggio di Marin dopo 4-5 minuti da parte del Catanzaro in maglia bianca, e poi nel secondo tempo ci sarà il gol vittoria di Quinto, se non ricordo male. Ecco qua, qui c'è Lattanzio che è praticamente... festeggia il gol realizzato, eccolo là, alla destra del portiere Nordi, quindi 1-0. Poi c'è il Catanzaro, c'è perché va in avanti, c'è questa praticamente reazione e dovremmo vedere ora il gol di Marin per l'1-1, quindi 1-1, c'è stata la reazione da parte dei giallorossi di Pippo Pancaro, ha realizzato Marin, e poi invece vedremo nella ripresa un gollonzo, direttore, caro Davide, anche questo, perché ci sarà praticamente un tiro, il portiere respinge sulla testa di Quinto che non ha difficoltà poi a ribadire in rete, sarà praticamente il gol vittoria della formazione di casa. Qui c'è un replay, ci fanno vedere una parata del portiere, ancora in avanti la squadra di casa, e vediamo il Catanzaro che si spinge in avanti, no, c'è il gol, eccolo là, c'è il gol di Quinto. Vediamo adesso il replay. Silvia, un cross dalla destra, sempre Quinto che si avventa sulla palla, respinge il portiere del Catanzaro e poi Quinto ribadisce il rete. Dovremmo avere il replay, eccolo là, Nordi respinge e Quinto di testa mette dentro. Torniamo in studio. Aldo. Stavo dicendo che quando si è pensato, cioè il Catanzaro ha cambiato 3 allenatori quest'anno. Aveva Erra che stava facendo discretamente bene, poi amico tuo è venuto. Poi è venuto quello che piaceva tanto a lui. Hanno cambiato allenatore, adesso l'ha dato su Pancaro. Ma a 10 giornate alla fine tu vai a prendere un allenatore che da 1 anno e mezzo è fuori dalla panchina. Non so se abbia seguito o meno qualche partita del Catanzaro, quindi probabilmente non sapeva neanche a quale Dio andarsi a raccomandare. Va in panchina e da 2 domeniche il Catanzaro piglia sberle come li sta prendendo. Allora sarebbe stato opportuno, visto che ormai il Catanzaro non può assolutamente raggiungere i playoff. Prende sberle perché si è messo a ridere l'amico. I playoff difficilmente li può raggiungere. No, ti volevo dire una cosa proprio, che ricordiamo che ci sarà anche il turno infrasettimanale. Brava. Il Catanzaro non può, deve soltanto. Il Catanzaro si è messo in una posizione che adesso deve pensare alla salvezza. Con un allenatore come Pancaro che deve ricostruire tutto il discorso che c'è stato intorno a questa società, perché questa è una squadra che dall'inizio del campionato ha dimostrato i suoi limiti. Sarebbe stato il caso, secondo me, e i risultati purtroppo ci stanno dando ragione a noi che commentiamo quelle partite, che sarebbe stato il caso di andare a rimettere in campo Erra
che conoscevo i giocatori, perché i giocatori li ha scelti Erra. Allora, su questo concordo con te. È un cavallo di battaglia. E che probabilmente avrebbe potuto dare anche una svolta alla squadra per cercare di farla andare un po' più su. Psicologicamente il Catanzaro sta male, la Regina sta male. Quando sei in una situazione di classifica di quella portata, difficilmente tu vai in campo con una situazione, diciamo, tranquilla. Ti viene sempre l'affanno, sei in difficoltà, ogni pallone che c'hai tra i piedi ai giocatori gli scotta. Per cui questo cambio, onestamente, ad una persona di grandissimo livello, e come il presidente del Catanzaro noto, che è una persona per bene, un manager, una persona di livello, come diceva prima, a me è dispiaciuto, proprio è stato consigliato male. Poi è saltato tutto lo staff, è saltato. Nel momento in cui direttore generale, direttore sportivo. A questo punto il Catanzaro deve assolutamente pensare di salvarsi. Pangaro sarà in grado di farlo? Mi auguro di sì. Vedremo. Intanto ascoltiamo che ha detto. Vediamo che ha detto il tuo amico Pangaro. Vediamo. Quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo fare sicuramente qualcosa in più, dobbiamo eliminare il prima possibile le disattenzioni, perché anche oggi come col Trapani abbiamo giocato molto più tempo nell'area avversaria che nella nostra, e però alla fine se andiamo a tirare le somme in queste due partite, che ripeto abbiamo fatto per una grande percentuale più nell'area avversaria che nella nostra, abbiamo preso 4 gol e ne abbiamo fatti 2. Quindi vuol dire che concretizziamo poco e prendiamo gol troppo facilmente. Quando io sono venuto e ho scelto di venire sapevo benissimo cosa mi aspettava. Speravo effettivamente di soffrire un po' di meno, però avevo visto i numeri e i numeri del girone di ritorno parlano chiaro. Detto questo io rimango fiducioso, però sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più, perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non basta, perché insomma 2 partite, 0 punti vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad oggi non basta. La Fidelissandria ha fatto la propria partita, però se la analizziamo, insomma, come abbiamo detto prima, non meritavamo di perdere. Questo è un dato di fatto. In questi casi si suol dire per fortuna si gioca quasi subito. Sì, vero, adesso mercoledì abbiamo un'altra partita e abbiamo la possibilità e il dovere di provare a rifarci, però dobbiamo eliminare il prima possibile delle disattenzioni che ci stanno costando care. Bene, allora stavamo proprio dicendo prima che ci sarà un turno infrasettimanale che andiamo subito Silvia? a vedere. Sì. Ok, presentiamolo. Non tutti giocheranno nello stesso giorno. Sì. Andiamo a vedere il prossimo turno in dalla regia. Sì, Michele Cava, grazie, che guida la camera. Ecco qua. Allora, no, questa è la classifica. No, il prossimo turno, Enzo, se lo abbiamo, se no lo andiamo a leggere noi. Se abbiamo il prossimo turno, comunque possiamo dire che... Allora, mi pare che stia arrivando. Comunque il Cosenza e il Lecce ovviamente giocheranno giovedì, così come il Fondi e la Casertana. Allora lo posso leggere io. Vai. Allora, Sicula Leonzio Rende si giocherà mercoledì, è vero direttore? Alle 14:30. Alle 14:30, eccolo là. Allora, Agragas Trapani, Bisceglie Catania, Catanzaro Francavilla, Juve Stabia Matera, Lecce Fidelissandria, Paganese Siracusa, Fondi Cosenza che si giocherà giovedì alle 14:30. Regina Casertana, Sicula Leonzio Rende che invece si giocherà mercoledì alle 14:30. La Regina giocherà invece alle 20:30. Mi dicono che abbiamo finito, benissimo. Quindi andiamo subito a salutare gli ospiti: Davide Franceschiello, Giovanni Giardullo, Aldo Cennamo, Raffaele De Stefano. Grazie Franco. Grazie. E noi torniamo lunedì prossimo, sempre alle 15, sempre su Tele Europa Network. Grazie di essere stati con noi e buona serata. Arrivederci. Cerca Tele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.